Una giornata da ricordare, quella vissuta a Rovigo dal CONI Veneto, nella splendida cornice della prestigiosa Sala del Grano, incastonata nella Camera di Commercio, dove è andato in scena Sport Veneto in Festa. Un appuntamento voluto per premiare le eccellenze sportive, ovvero oltre 200 atleti, tecnici e dirigenti veneti. È l'occasione per dare dei riconoscimenti a quel grande mondo del volontariato fatto da 160.000 dirigenti che lavorano per lo sport, dagli atleti, 400.000 atleti iscritti alle federazioni che portano sempre a casa qualche medaglia, ma che danno il senso anche di quella grande squadra che è lo sport della nostra regione. Un momento delicato quello del CONI. Ma indubbiamente che nel governo ci siano due righe che si parla di sport e che si vuole cancellare la storia di oltre 70 anni che è iniziata con Onesti, che ha reso lo sport dei 5 cerchi autonomo e che ci ha portato sempre al vertice in tutte le occasioni. Voglio solo ricordare ai telespettatori che l'Italia nel ranking mondiale è al 10° posto allo sport e in economia credo che sia al 70°, quindi vuol dire che lo sport è ben vivo nella nostra Italia. Una grande festa dello sport grazie al CONI Point e Rovigo, il comune di Rovigo nel promuovere l'evento. Una giornata vissuta con i protagonisti, ovvero gli atleti veneti saliti quest'anno sul podio, a partire da Giorgia Vettore, Edoardo Boscolo, Pietro Corcione, Andrea Fregnan, premiato anche Daniel Morandin, campione del mondo di pattinaggio artistico, e Giacomo Ormellese. È una bella giornata, l'occasione per ritrovarsi, per far emergere questo mondo meraviglioso dello sport veneto. Veneto, terra di sport, abbiamo un mondo di 460.000 e oltre tesserati che praticano attività sportive in Veneto, quindi quasi un Veneto su 10 fa sport attivamente, e circa 160.000 volontari che adoperano la loro passione e il loro tempo nello sport, quindi oltre ad essere un sistema, un settore che ci dà dei grandi risultati da un punto di vista agonistico con degli atleti meravigliosi, è anche una realtà importante per la nostra comunità veneta e quindi un collante per tutta la nostra società. I premi Una vita per lo sport sono andati a Giorgio Grigolato, Lucio Marcon, Umberto Milani, Nello Padovani, Gianfranco Piombo, Luca Terrin, Gianpietro Vascellari. Alla padovana Silvana Santi è andato il riconoscimento Sport e Solidarietà. Il premio Sport a Scuola è stato assegnato a Renato Del Torchio. Per la società centenaria il riconoscimento è andato alla Comini Scherma Padova. Il Polesine è tornato protagonista per il premio Scuole Aperte allo Sport, attribuito all'Istituto Comprensivo di Lendinara. A Massimo Zennaro, vice caporedattore della Rai del Veneto, è andato il premio Giornalista Sportivo dell'anno. A Rovigo abbiamo voluto proprio onorare lo sport del Veneto. Noi siamo una provincia piccola, un po' come Belluno, dove noi vogliamo nel nostro picco far emergere proprio lo sport che ci dà tanto una mano anche qui nella nostra provincia. Quindi abbiamo avuto l'onore di avere tanti sportivi che arrivavano un pochino da tutte le province, e su questo insomma abbiamo voluto essere calorosi, passionali e accoglienti come pensiamo di essere nelle nostre cose quotidiane. Siamo dentro le famiglie, siamo dentro i giovani, in particolare il CONI fa tantissime iniziative proprio per crescere i giovani, diffondere la cultura dello sport e diffondere il fatto di fare sport. Ancora non lo fanno in un numero sufficiente, quindi questa è la nostra battaglia quotidiana. In passerella anche i giovanissimi, che hanno tenuto alto l'onore del Veneto sul podio al trofeo CONI Kinder più Sport, con il 5° posto conseguito a Rimini, premiati i primi, secondi e terzi delle singole discipline. Una menzione particolare è andata all'Istituto Rodigino Bonifacio Pascoli per i piacevoli intermezzi in musica con i giovanissimi studenti. Determinante è stato l'apporto della Fondazione Cariparo, rappresentata dalla dottoressa Laura Foralosso, che ha coronato la giornata di Sport Veneto in Festa a Rovigo.